Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Addio Pippo, mercoledì a Militello i funerali di Baudo, da stamattina a Roma la Camera Ardente al Teatro delle Vittorie. Il ricordo e la commozione di chi lo ha conosciuto, tra loro il nostro direttore Michele Cucuzza. Pippo ha inventato la TV moderna, per Tuccio Musumeci se ne va un amico d'infanzia. Sant'Agata d'estate, Catania festeggia la traslazione da Costantinopoli delle reliquie della patrona della città. L'arcivescovo annuncia il giubileo agatino e sprona i catanesi a un maggiore impegno per il bene di tutti. Senza particolari criticità il primo controesodo estivo sulle strade siciliane, qualche coda ai caselli e agli imbarcaderi di Messina. Calcio, Catania sconfitto a Crotone 1-0 ed eliminato al primo turno della Coppa Italia di Serie C. Decisivo un gol di Murano dopo 9 minuti di gioco. Trapani Corsaro al Picerno, avanti in Coppa Italia nel secondo turno e Granata affronteranno il Sorrento che ha vinto il derby con la Salernitana. Addio Pippo, in mattinata a Roma la Camera Ardente al Teatro delle Vittorie. Vi mostreremo proprio l'arrivo del feretro accolto da amici e colleghi commossi. Mercoledì alle 16 i funerali nella sua Militello Val di Catania. Sentiamo Tonino De Mana. Il re del sabato sera se n'è andato proprio di sabato, facendo capire anche al destino che comandava lui, come sul palco. Ora che Pippo Baudo non c'è più, restano i ricordi, ma soprattutto resta l'amore della sua gente, dei suoi colleghi, dei suoi amici e di quanti lo hanno conosciuto. Insieme, a partire dalle 10 di questa mattina, si ritroveranno tutti per l'ultimo saluto al Teatro delle Vittorie di Roma, uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista nel corso della sua eccezionale carriera. Con questo tributo voluto dai vertici Rai in accordo con i suoi familiari, la Camera Ardente, dopo quella allestita al Biocampus, sarà aperta fino alle 20 di oggi e dalle 9 alle 12 di domani. I funerali si terranno invece mercoledì alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, dove è nato e cresciuto e dove era iniziata la sua passione per lo spettacolo mentre stava ancora studiando giurisprudenza all'Università di Catania, laurea che ha poi conseguito pur non avendo mai esercitato la professione forense. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo per tutti è stato sempre Pippo, suo il record di conduzioni al Festival di Sanremo con 13 edizioni e poi Canzonissima, Fantastico, Domenica In, solo per citare alcuni dei suoi programmi di successo. L'ultimo dei 4 moschettieri della famosa foto del 1967 che lo ritrovava assieme a Enzo Tortora, Corrado e Mike Bongiorno. In tanti lo definivano semplicemente la televisione, mattatore con pochi fronzoli ed un carisma e umanità che arrivavano dritti al cuore dei suoi telespettatori. Nella sua carriera ha lanciato e rilanciato personaggi come Milva, Mietta, Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Eder Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini e molti altri. Celeberrimo il suo L'ho inventato io, come se scoprire talenti e regalarli alla TV italiana fosse una sua dote, come un papà che guida e guarda i suoi figli spiccare il volo. La scomparsa di Pippo Baudo segna la fine di un'epoca della televisione italiana, ma il maestro, partito da Militello Val di Catania, ha già preso i gradi di ambasciatore della sicilianità nel mondo. E adesso il commosso ricordo del nostro direttore Michele Cucuzza, che oltre alla stima per Baudo manifesta riconoscenza e legame verso chi ha inventato la TV moderna, a cui anche lui sente di essersi ispirato. Beh, io cerco di vincere anche il dispiacere personale, ho visto anche la conoscenza, una certa frequentazione che abbiamo avuto con Pippo Baudo, soprattutto negli anni scorsi. Lui era la televisione moderna, questo lo dicono tutti, l'ha inventata lui, cantava, ballava, suonava, faceva canzoni, Donna Rosa, ma soprattutto conduceva, non era un presentatore, era un conduttore maestro assoluto. Ha inventato la televisione moderna alla quale abbiamo attinto tutti noi. E quindi noi giovani, quando abbiamo cominciato, per esempio io che avevo fatto per tanti anni il telegiornale e poi mi ero cimentato con la vita in diretta nell'intrattenimento misto all'informazione, beh, c'era lui, lontano ma c'era, ci proteggeva in qualche modo. Noi facevamo la televisione come dire, con le innovazioni nostre, perché c'era lui che indirettamente continuava a tutelarci. E ancora oggi,
fino a ieri sera, dalla sua Sicilia, dalla nostra Sicilia. Lui che non era più in TV, che purtroppo stava male, era la garanzia per noi televisivi che tutto andasse bene, che quella era la televisione giusta da fare. E adesso vi proponiamo il ricordo di Tuccio Musumeci, un'amicizia lunga una vita, dice l'attore catanese. Per me era come un fratello. Desiree Ferlito. Pippo Baudo intimamente era timido. È un racconto intimo di chi Pippo Baudo lo conosceva bene. Pippo Baudo, io c'è qua, eravamo ragazzini. Qua eravamo al Lido dei Ciclopi a Catania. Una raccolta di foto inedite di un Pippo Baudo giovanissimo, ai suoi esordi, con l'amico fraterno di sempre, Tuccio Musumeci, che oggi è una fucina di ricordi, racconti, aneddoti. Questo era quello che noi guadagnavamo l'estate del 1958, il ficcanaso, che era scritto da lui. Lui si passava in passerella, perché eravamo ai teatri qua in Sicilia, passava in passerella con la bicicletta. Lui ce la faceva perché aveva le gambe lunghe, ma io non potevo passare perché la cascavo una buca. Un'amicizia lunga una vita, ancora viva nonostante la lontananza. Pippo tornava a casa quando poteva, rimasto fedelissimo alle sue origini, alla sua città, ai suoi amici di sempre. Tutta l'infanzia che l'abbiamo passata assieme dal 1958, dal 58, quando sono rientrato in Sicilia, perché io vivevo allora a Modena, che ero iscritto in medicina, e poi ho cambiato mestiere, perché c'è stato questo, che suo papà non voleva assolutamente che noi facevamo questo mestiere, perché lui doveva fare il notaio e io, dalla parte della mia famiglia, dei Gaetani, da parte mia madre, erano tutti medici e scienziati e io dovevo fare il medico. Ogni tanto passava suo padre, lui suonava il pianoforte, passava nella stanza suo padre, a casa sua, in via Vittorio Emanuele, a Catania. Dici, bravo, state studiando. Un ragazzo pieno di sogni e talento, che nascondeva al padre, che lo avrebbe voluto notaio, la sua vera passione, il piccolo schermo. All'inizio avevamo gli smoghini, questi smoghini di nascosto, li nascondevamo nella portiera di mia nonna, va bene, perché suo padre dice, ma che dovete fare con queste cose qua? Lascia un vuoto. Un vuoto tremendo. Si è conclusa a Catania la festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, l'annuncio dell'anno giubilare agatino e la consegna alla città da parte dell'arcivescovo Renna di 3 impegni. L'arcivescovo ha spronato tutti a un maggiore senso di responsabilità nei confronti della città, dei figli e dei giovani. Sentiamo. Ultimo sventolio di fazzoletti, canti, invocazioni e poi l'appuntamento a febbraio con la processione del 17 agosto si è conclusa a Catania la festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Prima del suo rientro in cattedrale l'annuncio dell'arcivescovo Renna dell'anno giubilare agatino, accolto con un fragoroso applauso dai fedeli presenti in Piazza Duomo. L'anno santo inizierà l'11 gennaio, festa del battesimo del Signore, e terminerà il 18 agosto del 2026. Con tono risoluto, Renna consegna per il prossimo anno 3 impegni. Il primo riguarda le famiglie chiamate alla cura dei figli. Il primo impegno: la cura dei ragazzi e dei piccoli nelle famiglie. L'arcivescovo si è poi rivolto ai politici, agli imprenditori, agli enti. Non pensate agli interessi personali, lavorate insieme per il benessere di Catania, ha detto Renna. L'ultimo invito ai ragazzi affinché considerino Sant'Agata amica e sorella, mentre i sacerdoti vengono esortati a dedicare parte del loro tempo ai giovani. Si chiude così una giornata ricca di emozioni, dall'apertura del sacello al pontificale, sino ai fuochi d'artificio della sera, momenti che assieme alla processione del velo di giorno 16, Antenna Sicilia, Telecolor e il sito Sicilia Web hanno trasmesso in diretta. Un ragazzo di 23 anni originario di Catania è morto per le ferite riportate dopo un tuffo avvenuto nelle acque antistanti l'iconica scogliera di Lama Monachile a Polignano, a mare nel Barese, da un'altezza di diversi metri. Il 23enne era in Puglia per una vacanza con gli amici. Dopo l'impatto con l'acqua avrebbe perso conoscenza a causa di un grave trauma cranico. Inutili i soccorsi.
Ed è morto il turista di 38 anni Matthias Krolop, residente a Rangsdorf in Germania, che ieri pomeriggio è stato investito da un'auto ad Alcamo Marina. L'uomo, trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo, è morto a causa delle gravissime lesioni riportate. Traffico intenso sulle autostrade, situazione però sotto controllo agli imbarchi delle compagnie di traghettamento a Messina. Il primo weekend di controesodo da Bollino Rosso è andato tutto sommato in cantina, ma adesso è atteso nel prossimo fine settimana. Francesco Triaulo. Il primo weekend del controesodo è filato via liscio senza grandi problemi, soprattutto nel nodo cruciale degli imbarchi dei traghetti di Messina. Il piano viario predisposto da Prefettura e Comune di Messina ha retto il flusso di veicoli in uscita dall'isola. Non ha preoccupato se non nelle prime ore del pomeriggio di sabato, quando la coda delle auto è arrivata sino al viale Boccetta. Il tratto che conduce al serpentone degli imbarchi privati è stato presidiato da 5 pattuglie della Polizia Municipale, una ad ogni incrocio. L'attesa, soprattutto nelle prime ore della mattinata, non ha superato i 30 minuti. Si è riusciti a smaltire velocemente anche per la presenza di 7 navi delle compagnie private, più altre 3 di Blue Ferries contemporaneamente in mare. Il grosso del traffico in uscita invece è atteso per il prossimo weekend. Lasceranno Lampedusa nella tarda mattinata 57 dei 58 superstiti del doppio naufragio di mercoledì scorso nel canale di Sicilia. I naufraghi, assieme ad altri ospiti dell'hotspot, per un totale di 150 persone, verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino, che giungerà in serata a Porto Empedocle. 10 delle 13 salme rimaste nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana verranno imbarcate invece sulla motonave della Sera. Ieri sulla maggiore delle isole Pelagie ci sono stati 5 sbarchi con un totale di 202 persone arrivate. Adesso una breve pausa, a tra poco. Segnali di crisi per il turismo a Palermo. Secondo Federalberghi si sta registrando un calo del 10% rispetto allo scorso anno e tutto sarebbe legato alla percezione della città, che in questa estate ha fatto registrare molti momenti di violenza, soprattutto ai danni dei turisti in centro. Marco Gullà. Calo del turismo medio del 10% rispetto allo scorso anno. Altro che boom, secondo Federalberghi Palermo, nel capoluogo siciliano si sta registrando una brusca frenata delle presenze turistiche. Secondo l'associazione degli albergatori, la flessione non è riconducibile a una riduzione dell'offerta, ma a fattori legati alla percezione della città. 2 mesi fa avevamo lanciato un allarme preciso, consapevoli che senza interventi concreti avremmo pagato un prezzo alto. Oggi quel timore si è trasformato in realtà. Ad agosto registriamo un calo del 10% delle presenze a Palermo. E non parliamo solo di numeri, ma di posti di lavoro, di imprese, di famiglie che vivono di turismo. Abbiamo persino registrato cancellazioni documentate anche dalle cronache dei giornali. Poca sicurezza in città e mancati interventi da parte delle istituzioni, secondo la Di Stefano, sono elementi che stanno nuocendo al flusso turistico in città. A causa di una percezione di insicurezza che sta intaccando l'immagine della nostra città. Palermo ha un potenziale straordinario, ma in un mercato globale altamente competitivo l'immagine è tutto e se non proteggiamo il nostro brand Palermo rischiamo di compromettere anni di lavoro. Segnali di crisi anche da altre città siciliane come Agrigento, Ragusa e Trapani, un campanello d'allarme che non deve essere sottovalutato. E adesso parliamo di un libro, quello di Giovanni Chinnici, lo ha scritto ricordando il padre, dedicato proprio a Rocco Chinnici, l'ideatore, il magistrato che ha ideato il pool antimafia. C'era per noi ad Aragona, nell'Agrigentino, Davide Sardo. Un incontro carico di emozione e memoria, quello con Giovanni Chinnici in Piazza Dante ad Aragona. Davanti a un pubblico attento e partecipe, Chinnici ha presentato il suo libro 300 giorni di sole, un'intensa testimonianza sulla figura del padre, il giudice Rocco Chinnici, magistrato coraggioso ucciso dalla mafia nel 1983. Un racconto personale e civile insieme che ricostruisce il lato umano di un uomo dallo sguardo lungimirante, padre del pool antimafia.
Io credo che la cosa più importante sia ricordare soprattutto i valori che Rocco Chinnici, come poi anche gli altri magistrati e gli altri uomini che hanno fatto parte del suo gruppo di lavoro, hanno portato avanti con il loro lavoro fino al sacrificio della vita, ma appunto quello che è importante è ricordare il loro percorso. Un tributo autentico alla memoria per dare voce a chi ha lottato e continua a ispirare nel nome della giustizia. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Catania ha sconfitto ieri sera a Crotone 1-0 ed eliminato al primo turno della Coppa Italia di Serie C. Decisivo un gol di Murano dopo 9 minuti di gioco. Sergio Colosi. All'Ezio Scida si è visto soltanto a tratti, il Catania brillante è disegnato dalla società e preparato da Toscano. I rossazzurri salutano la Coppa Italia di Serie C contro un Crotone appena sufficiente che ha riscattato la doppia consecutiva eliminazione ai rigori. Con 7 assenti, stesso 11 dell'amichevole di domenica scorsa al Massimino. Al nono l'episodio decisivo, Crotone in vantaggio. Sul traversone di Maggio l'inserimento aereo di Murano è vincente in una difesa avversaria distratta. Il Catania, con il lutto al braccio per la scomparsa di Pippo Baudo, accusa il colpo e fatica nella costruzione del gioco. Il potenziale di Toscano si esprime a sprazzi, ma di positivo c'è che anche in una serata non da ricordare le uniche azioni le firma il Catania, che si accende nel finale di tempo e meriterebbe il pari. Al minuto 41 Casasola calcia di destro sull'esterno della rete. Più pericolosa l'azione del 44esimo costruita sull'asse Ciccarelli-Donnarumma, con il destro di Corbari respinto da Merelli. Nella ripresa dentro Aloe e Lunetta per Corbari e Gimenez. Ciccarelli viene murato dalla difesa rossoblù. Ancora cambi, prima Martic e poi D'Andrea. La formazione etnea, spinta da oltre 600 tifosi, attacca. Merelli c'è su un piazzato di Donnarumma e salva l'1-0 finale. Da domenica in casa contro il Foggia sarà campionato e ci si aspetta un Catania più continuo e attento. Trapani avanti in Coppa Italia avendo superato in trasferta il Picerno per 5-4 dopo i calci di rigore. Nel secondo turno i Granata affronteranno il Sorrento che ha vinto il derby con la Salernitana. Franco Cammarasana. Supera il primo turno di Coppa Italia il Trapani, ma ha dovuto ricorrere ai calci di rigore per avere la meglio su un Picerno ben organizzato che alla sua prima vera azione offensiva al 39esimo si è portato in vantaggio con una rete siglata da Samuel Pugliese. Il Trapani, sceso in campo con 2 soli uomini della passata stagione, Ciotti e Carriero, ha tenuto comunque bene il campo, sfiorando più volte il gol del pari, arrivato all'88esimo con Fischnaller, bravo a capitalizzare un cross di Benedetti. Nella lotteria dei rigori, decisivo il portiere Granata Galeotti che ne ha parati 2 su 4, consentendo così al Trapani di passare al turno successivo dove affronterà il Sorrento che ha vinto il derby con la Salernitana, anche questo ai calci di rigore. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata.